Voglio andare elegante. Margherita Borsoia ha le idee chiare. Il 12 marzo, quando al Quirinale verrà premiata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, vuole essere perfetta. Sta preparando tutto mamma, racconta sorridente. Lei, 11 anni, è nata senza avambraccio e mano sinistra, eppure questo non l'ha mai fermata. A Roma, insieme ad altri 28 giovani, riceverà l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica. Sarà una giornata indimenticabile. Mamma Maristella e papà Claudio ancora faticano a credere che stia succedendo tutto questo proprio a loro. Cercando di calmarci un po', insomma, perché siamo un po' agitati in questo momento qua. Perché... Sì, ancora non siamo riusciti a metabolizzare il tutto. La sua forza Margherita l'ha messa anche nello sport che da qualche anno pratica, il taekwondo. A fine novembre ha vinto il campionato di forma Martina Franca e Margherita mostra orgogliosa la medaglia d'oro. Cerchiamo di far sì che Margherita conduca una vita come tutti gli altri ragazzi e quindi entrando tutto nella normalità non ci siamo resi conto che quello che faceva poteva avere comunque una valenza più grande. A fine aprile Margherita sarà a Savona per una gara della sua categoria, ma nei sogni rimangono le Paralimpiadi del 2020. Molti la considerano già l'erede di Bebe Vio. Per la piccola campionessa, l'olimpionica di Mogliano è un esempio da seguire. Sì, è il mio idolo. Lei mi dice sempre di non mollare mai e andare sempre avanti, anche se trovi un ostacolo, di superarlo e andare avanti. Di Bebe ce n'è una sola. E l'esempio che lei dà a noi e a tanti altri ragazzi è immenso, ok? Perché riusciamo a vedere il futuro dei nostri figli.